Cercavamo un legno che non avesse più niente da dire, ma che parlasse di storia, di cultura, di come era stato tagliato, di come era stato portato nelle zone dove risiedeva per tanto tempo. Questo legno particolare sono proprio i pali che sono in ammollo nella laguna veneta. L'abbiamo fatto testare appunto con il procedimento al carbonio per vedere gli anni che avevano queste piante e sono risultati circa 170 anni in radice, e poi c'è il tempo che rimangono praticamente in ammollo nella laguna veneta. Una delle caratteristiche del prodotto è proprio la durezza, che supera quella di legni esotici che hanno compattezze molto alte. Non utilizziamo prodotti che provengono da nuove foreste, utilizziamo dei prodotti che sono già stati tagliati, e la bellezza di questo progetto è proprio il lasciar libero qualsiasi dei nostri collaboratori a fare secondo la propria professionalità, secondo il proprio modo di estetica personale, e la lavorazione di quell'elemento ligneo che si trova ad avere in mano in quel momento.